Ma noi non siamo contrari a nessuna soluzione, perché chi ha a cuore le sorti del Veneto non guarda i compagni di viaggio, e ovviamente non guardando né i compagni di viaggio né il passato, io evidentemente sono nell'interesse dei cittadini, e l'abbiamo dimostrato con atti politici e scelte coerenti. Guardando al futuro siamo disposti a qualsiasi soluzione. È che la Lega in Veneto purtroppo non è più una Lega del territorio, una Lega che con Salvini legittimamente dal suo punto di vista mira a diventare rilevante sullo scenario italiano, mira a conquistare il governo italiano diventando Salvini o chi per esso, perfino Zaia si parla Presidente del Consiglio. Vuoi vedere che da coloro i quali hanno lavorato finora solo per Roma, sulla quale prima sputavano, può venire fuori l'opportunità, pena lo sfascio totale loro, di una vittoria, che vincano loro le elezioni italiane e poi ci facciano fare, ci consentano di fare il referendum che comunque abbiamo il diritto di fare e che solo per altre ragioni di natura politica non si è potuto fare fino ad oggi. Zaia, basta leggere le interviste di questi giorni, si è dimostrato di una tristezza politica senza confini, non si può sperare nulla da lui, ma poverino è un ragazzo, un bravo ragazzo che non ha la visione del futuro, ha la visione dell'attualità, l'attenta visione dell'attualità, non gli sfugge nulla, ma l'ordinarietà non ci porta da nessuna parte. Noi abbiamo bisogno di gente che crede nel cambiamento, che ha la visione del cambiamento, che ha la compostezza di un progetto così delicato, complesso e rilevante come quello dell'indipendenza. Non siamo mica dei velleitari, dei sognatori, degli improvvisatori. Lui ha parlato di soggetti che fantasticano, i pirotecnici saltatori sull'indipendenza. Ma cosa dice? Ma cosa dice, Presidente Zaia? Parli quando conosce le questioni. Lei sa che la questione di indipendenza bisogna innanzitutto volerla, vederla e agire conseguentemente per realizzarla. Finché lei agisce da democristiano, il Veneto rimarrà impantanato nella situazione attuale. Vada, continui a questuare autonomia a Roma e tra poco avremo il disastro completo. Io spero che la storia non sia così drammatica come la vedo, però purtroppo fino ad oggi l'abbiamo vista, ai noi, come essa poi si è rivelata, e quindi bisogna pensare al cambiamento. L'indipendenza non ha alternative. Avvocato, la fermo un attimo, la stavo tirando per la giacchetta perché non si fermava, perché c'è da qualche minuto qualcuno al telefono, devo chiedere scusa. Mi scuso. Buonasera. Io. Non si preoccupi. Buonasera. Buonasera Spatalino, Vincenzo di Mestre, buonasera anche all'avvocato Morosini. Buonasera signor Vincenzo, mi scusi. Spatalino, tra qualche giorno riceverà il fax che le ho detto sulla mia avventura, lei già sa qualcosa. Comunque sono d'accordo con quello che ha appena detto adesso l'avvocato Morosini su Zaia. Se si ricorda, io di Zaia avevo detto che aveva tanta brillantina in testa ma poche idee, ed è vero questo. Purtroppo Zaia non sta facendo niente per i veneti, mi scusi, è vero. Poi volevo dire dei veneti, qualcuno aveva detto che governare gli italiani non era difficile ma era inutile. Per i veneti è lo stesso discorso, vale la stessa considerazione. I veneti purtroppo sono quelli che protestano un po' quando sono nel seggio, votano sempre per gli stessi cose, non hanno il coraggio di cambiare niente. E poi volevo dire l'ultima cosa veloce, quella signora che ha parlato dell'epatite. Mia moglie è stata investita, ha dovuto fare parecchie trasfusioni quando c'erano due delinquenti come De Lorenzo e Poggiolini, ha contratto l'epatite C e non ha potuto avere nessun risarcimento perché è stata sempre bene prima e non ha potuto dimostrare che non l'aveva prima l'epatite C, quindi se l'è dovuta mangiare. Buona serata a tutti e due. Buonasera. Grazie di cuore a Vincenzo di Mestre. Dei due personaggi citati dal telespettatore mestrino, uno è morto e uno si sta godendo i soldi che ha rubato alla collettività, ma tante siamo in Italia. Una cosa non abbiamo detto, avvocato. Prego. Io metto sul piatto un altro ingrediente per me molto importante che ci dovrebbe far riflettere. Dica. Il partito degli astensionisti. Ah, certo. È lì che bisogna pescare, avvocato, perché ci sono ancora migliaia di veneti che non vanno a votare. E ha votato. Bisognerebbe dedicare l'attenzione per riportare ai seggi i
delusi dalla politica, che non credono più a destra e a sinistra. Mi creda, ha perfettamente concreto, ragione. reale, esistente, avvocato Morosin. Si adoperi. Ha perfettamente per catturare ragione. l'attenzione della gente che non ne può più, che è schifata, che è nauseata della politica. Guardi, condivido perfettamente il suo rilievo e penso che sia una delle questioni più importanti, anzi sia la prima risposta che danno i cittadini per bene, guardi cosa dico, a quella che è l'azione della politica, delle istituzioni sul versante appunto dei bisogni del cittadino. Cioè la politica è estranea a quelle che sono le necessità dei cittadini, e quindi il cittadino, quando non si sente tutelato, fa la scelta più semplice, cioè non vado neanche a votare, perché è evidente che se vado a votare questi fanno poi quello che vogliono, non quello che hanno detto nei loro programmi, nelle loro così progettualità, nelle loro illustrazioni televisive. Lei parla, hanno tutti quanti evidentemente una capacità di promettere soluzioni che poi nei fatti non si trovano mai, e sempre più poi c'è un altro aspetto che induce la gente, le persone attente, a non partecipare al voto. Io ritengo che non sia la scelta migliore quella di non partecipare, però non sono così disattento nel capire le ragioni di chi non va a votare. Lei consideri solo una cosa: io ho vissuto l'esperienza come candidato presidente alla Regione Veneto e ho visto che i programmi dei due contendenti cosiddetti maggiori erano identici, non c'era nessuna differenza tra il programma elettorale della Moretti e il programma elettorale di Zaia, era la stessa identica cosa, detta in modi diversi, con formulazioni, con toni, con accenti, con impostazioni diverse se vogliamo, ma alla fine nella sostanza i due progetti erano esattamente la copia l'uno dell'altro, perché fanno parte di un sistema che ci fa sentire estranei, impotenti, perché sono funzionali tra di loro, non si faranno mai la guerra. Allora il cittadino cosa dice? Io non mi faccio beffare fingendo di scegliere tra l'uno o l'altro e non avendo purtroppo le notizie su quella che era l'alternativa, perché noi non siamo riusciti, non avevamo i mezzi a comunicare la vera alternativa possibile, che era quella dell'indipendenza, una cosa seria, una cosa sostenuta anche da autorità competenti del mondo del pensiero, del mondo dell'economia. Citavo prima Pascal Salin, ma anche illustri docenti e accademici come il professor Lottieri, il professor Bernardini, il professor Marco Bassani, altri illustri accademici. Noi abbiamo un'idea, però questa non siamo riusciti a comunicarla, perché, ripeto, mancavano i mezzi. Lei pensi solo che ufficialmente, ma noi non abbiamo ragione di dubitare, no? Anche se sappiamo come vanno le cose, che il presidente Zaia pare abbia speso 1.300.000 euro, e noi cosa abbiamo fatto? Con poche decine di migliaia di euro raccolte tra i militanti, come vai a competere? Una barca di cartone non può andare a correre con un jet o con una corazzata di 200 metri, viene affondata. La gente deve capire che bisogna investire anche nella conoscenza, investire nella comunicazione, quindi noi siamo impegnati su questo versante: dare informazione, dare consapevolezza che questo progetto di indipendenza, in un percorso di autodeterminazione secondo la legalità internazionale e per certi versi in ossequio anche a quella che è la legalità interna, se correttamente letta e interpretata, è possibile. Questo è quello che non è. Quindi chi si astiene deve avere fiducia, deve cercare di conoscere e di capire di più, perché soltanto se si capisce di più si è in grado di partecipare e di scegliere. Partecipare è un dovere, è una necessità, è un diritto. Non perdiamo questo diritto.